Buongiorno, un saluto Buongiorno. da Aldo Santucci e dalla poetessa Monia Pin. Buongiorno. Questa settimana abbiamo l'intervista con questa poetessa che ha scritto un libro, Quando vedrai l'aurora. L'aurora giungi rapida come battito d'ali di farfalla, figlia di una notte che piano scompare inseguendo le stelle. Monia Pin è nata nel 1974 e vive a San Fiore, provincia di Treviso. Si è diplomata all'Istituto Tecnico per il Turismo di Conegliano. Le sue passioni principali sono la lettura e la montagna, che ama esplorare con lunghe camminate. Da diversi anni si dedica alla scrittura di poesie e Quando vedrai l'aurora è il suo primo libro. È una raccolta di poesie inedite. Dopo sentiremo qualche poesia. Monia, quando hai iniziato a scrivere poesie? Ho iniziato a scrivere poesie quando ero bambina alle scuole elementari e l'occasione fu appunto un concorso tra la scuola e la parrocchia per una recita natalizia e arrivai prima e potei leggere la mia poesia durante questa recita, da là iniziò tutto, fu quasi per gioco che iniziò. Ho capito. E quindi un inizio così in una parrocchia, Sì. un'iniziativa. Ma dove trovi principalmente l'ispirazione per poter poi comporre queste poesie? L'ispirazione la trovo principalmente nella natura, in tutti i suoi aspetti, in dettagli, nell'alternarsi delle stagioni, anche durante il periodo invernale, quando sembra che la natura sia spenta, che dorma, ci sono piccoli dettagli particolari che possono dare spunto per la poesia. Quindi c'è sempre qualche cosa che apparentemente potrebbe risultare insignificante, però tu cogli questo particolare per poi trovare questa ispirazione e scrivere una poesia. Sì. Cosa si prova quando, arrivato a un certo punto, la poesia la si sente dentro nel cuore e si iniziano a scrivere le prime parole, poi la si corregge e poi la si conclude? La poesia è come un fiume in piena, nel senso che quando si vede un particolare in natura, un dettaglio, scaturisce un'emozione e questa emozione fa nascere delle parole che poi si compongono nei versi. Appunto come un vero e proprio fiume di parole che travolge il cuore e anche l'anima. Quindi tutto quello che è dentro, nell'arco di una giornata, di una settimana, a volte di un mese, a quel punto viene impressionato dal vedere un qualche cosa che potrebbe essere un fiore, Sì. un ruscello. Può essere un bel paesaggio di montagna, può essere il mare, può essere qualsiasi cosa, può essere anche le foglie d'autunno che hanno 1000 colori e da lì si fondono un po' le emozioni che prova una persona. Sì. E queste bellezze della natura, questi particolari fanno nascere queste poesie, questi versi. Anche in maniera molto spontanea, perché a volte colgono addirittura di sorpresa. Ah, ho capito. E cosa vorresti trasmettere al pubblico, alle persone, al lettore, queste tue creazioni? Vorrei trasmettere tanta serenità alle persone, perché penso ne abbiano tanto bisogno per il cuore, per l'anima, per lo spirito. Penso che tutti ne abbiano bisogno in questo momento. Quindi tutto ciò che è arte, che va dalla musica alla poesia, alla pittura, non fa altro che sensibilizzare in un certo qual modo il cuore di noi tutti e magari ci aiuta nel corso della nostra giornata, della settimana e degli anni a essere sicuramente delle persone migliori, giusto? Giusto. Bene, allora, leggiamone intanto qualcuna di queste poesie. Per esempio, L'Aurora. L'Aurora. Nell'attimo che le tenebre fuggono, timidi bagliori affiorano e la luna lentamente scivola nell'oblio del giorno nascente.
Brilla solitario l'ultimo astro, custode di sogni ormai svaniti, in un cielo che piano sfuma, tra le ombre assopite e luci risorte, e s'alzano in volo nuvoli d'uccelli danzanti. Mirando quel velo dipinto di tenui colori d'aurora, si schiude l'anima mia alla beltà, memore che la vita si perpetua dopo il buio travaglio dell'oscura notte. Com'è nata allora questa poesia? Perché siamo curiosi anche di capire che cosa ha fatto in te partire questa ispirazione. Questa poesia nacque per caso durante un viaggio che ho fatto un po' di anni fa in Canada, e una mattina, svegliandomi molto presto, eravamo lungo le rive del lago Ontario, e io sono uscita, mi sono seduta vicino alle sponde del lago e contemplando appunto questo momento in cui il sole fa la sua prima comparsa in cielo, con questa avanguardia dell'aurora, mi è rimasto molto impresso. Quindi... Era come vedere un miracolo. Probabilmente il paesaggio, l'abbraccio dei boschi e queste acque chete del lago che facevano da sottofondo hanno dato avvio a questa poesia. Miracolo, il primo miracolo, diciamo, della natura per quella giornata. Sì. No? E poi leggiamo un'altra ancora poesia, vediamo l'ambiente un po' fresco, e allora vediamo questi cristalli di brina all'alba. Attimi racchiusi in cristalli, respiro il freddo silenzio che aleggia spettrale tra i campi imbiancati. Foglie, come istantanee imbrigliate nel gelo, contorni che sfumano, tra fili d'erba immobili che mormorano irrequieti nel veloce stropiccio dei passi. Gli ingenui boccioli di rosa appaiono come soldati, soli e taciturni, nella trincea dell'inverno, colti di sorpresa dall'implacabile rigore del nemico. Lucenti di brina come gioielli, custodi di una bellezza muta, prigioniera in bozzoli d'argento, profumano d'eterno nel pallido albeggiare del giorno. Bene, allora questa poesia che cosa ti ha colpito in modo particolare? Che cosa ha impressionato in te? Ha impressionato che appunto durante questa passeggiata in inverno, nonostante la natura sembrasse assopita sotto questa brina quasi morente, diciamo, durante l'inverno, vedendo questo bocciolo della rosa imbrigliato appunto in questo gelo, mi ha dato l'idea che nonostante tutto c'è sempre la vita sotto, c'è sempre una speranza. Bene. La speranza aveva appunto le sembianze di quel bocciolo di rosa. Quindi tu hai visto in questo scenario, questo bocciolo, che nonostante tutto, la temperatura, l'ambiente in cui... Nonostante le avversità. Riusciva ad avere quella forza di poter iniziare per affrontare il suo percorso. Sì, esattamente questo. Bene, quindi questo ti ha dato anche una gioia quando poi osservavi questo inizio che ti ispirava. Sì, era una gioia ed era anche una speranza, perché sotto quel gelo, dove magari la gente passa di corsa e non vede nulla, camminando ho colto il particolare della rosa che coraggiosamente affrontava questo inverno. Infatti, penso che sei d'accordo che molti particolari apparentemente insignificanti, che sembrano tali a motivo del pochissimo tempo a disposizione, che se uno si sofferma e osserva, in quelle piccole cose può partire, diciamo così, quell'inizio in noi di ricominciare, di avere una speranza e di non arrendersi mai, giusto? Giusto, è una speranza di rinascita. Bello, una speranza di rinascita. Sì. E un'altra poesia ancora, perché sarebbero tutte da leggere, ma è impossibile. L'eco del ricordo. Sì. Nel leggiadro fruscio delle foglie dell'acero, cullate dal vento, odo il tuo nome. È un soffio leggero che viaggia, solitario, lungo i campi biondi di grano. È un mormorio che si tuffa veloce tra le fresche acque di un fiume in tumulto. È una flebile voce dall'eco lontano, inghiottita dall'oblio del tempo. E mi segue come aroma di gelsomino che riempie l'aria nelle calde notti d'estate. Questa poesia nasce da...
Questa poesia nasce una serata estiva, quasi estiva diciamo, appunto io ho un bellissimo gelsomino in giardino e questo mi ha ispirato la poesia perché ha un profumo particolare che desta molti ricordi. Quindi stai dicendo che a volte un profumo oppure le semplici, tra virgolette, melodie di alcune note musicali possono riportare alla mente un ricordo che può essere anche lontano e può far fiorire una poesia anche a distanza di anni. Certo. Magari un ricordo che è rimasto nel cuore e un giorno torna e fa fiorire questa poesia. La famosa ispirazione. Che ti permette di creare poi le tue composizioni, sì. quindi le tue poesie. Bene, ma ci sono stati per esempio dei periodi dove tu, per quando guardassi, scrutassi la natura, qualcosa, non ti davano quello sprone, quella ispirazione? Sì, ci sono stati, sono passati anche degli anni, magari ero presa da altri impegni, mentalmente ero impegnata moltissimo nel lavoro, ero presa da altre cose e forse non davo la giusta attenzione ai dettagli che mi circondavano. Possiamo dire che in quel periodo il cuore è soffocato da alcune ansietà sì. che non ti permettono poi di essere te stessa nell'apprezzare ciò che è la creazione, ciò che si vede intorno, esattamente, giusto? Sì. È come una specie di chiusura, poi un giorno cambia tutto perché può essere appunto, come dicevamo prima, una musica, un profumo e rinizia tutto da capo. Alla base di tutto questo, però, sicuramente c'è una grande sensibilità nel sì. poi poter osservare questi miracoli della natura e quindi essere ispirata a scrivere, no? Sì, sì, beh, non metto in dubbio, ci vuole sensibilità. Che Una talvolta notevole. è una bella dote, ma talvolta anche i suoi lati negativi. Certo, perché giustamente un cuore sensibile può anche soffrire per qualche cosa che vede magari nella natura che non va, giusto? Esattamente, sì. Ecco, e questo è l'effetto, diciamo così, contrastante. Ma perché allora, arrivato a un certo punto nella tua vita, che hai raccolto sicuramente tantissime poesie, hai detto facciamo un libro, ti sei rivolta alla Publimedia, sì. E l'editore dovrebbe essere Alessandro Biz se non sbaglio, sì. E hai detto possiamo fare un libro di poesie, per quale motivo? Perché non volevo che le mie poesie andassero perdute, nel senso volevo magari che fossero stampate, che fossero raccolte in un libro perché rimanessero per i miei familiari, per i miei amici, che rimanessero anche per me stessa. Ho capito. E che non fossero appunto dimenticate e magari non... ho pensato non erano un granché, nel senso che... No, tutt'altro. Però ho avuto dei buoni riscontri sia in famiglia sia da qualche amico e quindi anche questo mi ha convinto a stamparlo. Quindi hai in un certo qual modo voluto ufficializzare queste poesie che non restassero dei fogli di carta magari un po' qua, un po' là. Persi in un cassetto, ma diventassero un libro. Benissimo, bene, interessante. Ma diciamo, cos'è per te allora la poesia in sé per sé? La poesia è un modo di essere partecipe del mondo che mi circonda. È anche una sorta di ringraziamento perché noi abbiamo tantissime cose belle che ci circondano e tante volte non diamo la giusta attenzione. E magari se riesco a cogliere qualcosa, perché diciamo tutto è bello, quello che ci circonda, quello che è in natura, è un modo anche per sentire partecipe me, rendere partecipe gli altri e ricordare quel particolare momento. Indubbiamente la poesia non è altro che la massima espressione dei sentimenti interiori di una persona, cioè è impensabile scrivere delle poesie con una scarsa sensibilità, quindi la base allora di un poeta, quindi di una poetessa, è
la sensibilità. Sì, quella è la base prima. E poi cogliere, diciamo, questi momenti, osservare, che vanno a influire sulla famosa impressione che ti permettono poi di comporre la poesia. Vogliamo leggerne ancora un paio, diciamo, di poesie che... Questa, per esempio, che leggevo prima, Il silenzio delle montagne, mi dà un senso di serenità, di quiete, di solitudine, di pace. Anche, di pace. Diciamo. Io adoro il silenzio delle montagne, quella forte sensazione di quiete che impregna il bosco e accoglie l'anima mia. È la pace che addolcisce il gorgoglio del torrente, che si accompagna ai vibranti cinguettii che giungono dalla foresta d'abeti, che attutisce i passi sui sentieri sassosi. Un silenzio invaso d'armonia zittisce il chiasso dei miei pensieri, si sovrappone alle parole stanche che il cuore cerca di dimenticare e mi guida dolcemente verso la libertà dell'anima, abbracciata dolcemente da tanta sbalorditiva bellezza. Certo, leggendola giustamente per motivi di tempo in questo modo, diciamo, veloce, dà un senso sicuramente toccante, però ogni parola di questa si sente una certa sofferenza, si sente una certa speranza, mi sbaglio? Sì, perché penso che vadano un po' a braccetto, nel senso ci possono essere dei momenti di sofferenza, però bisogna sempre che ci sia la speranza a fianco. Quindi anche di fronte a una tale misura di sofferenza c'è... Io colgo sempre il dettaglio della speranza. E quindi questo è positivo, sì. Sicuramente. E leggiamo un'altra poesia, quella del fine di un sogno. Sfumi leggiadro mentre l'alba risorge, fuggi di soppiatto lasciando nel cuore le orme, come passi sulla sabbia cancellati dall'onda burrascosa della realtà, giunta bruscamente con la luce del giorno. Il cuore si sente tradito, l'anima persa e amareggiata, mi lasci pallide speranze, timidi bagliori in un'alba sonnata che tarda a svegliarsi. Tu sei un sogno, lume di una notte trascorsa come fulmine, tra stelle di speranza e una luna di ricordi che si abbracciano dolcemente nell'ultimo angolo buio della mia stanza. Bella, anche questa, insieme alle altre e alle numerose poesie che hai scritte, chissà quante ne hai ancora a casa nel cassetto. Bene, ti ringrazio poetessa Monia. Grazie. E ringrazio anche voi tutti e ci vediamo alla prossima puntata.